Buongiorno amici di Sportisili, una buona domenica con questa partita valeva per la sesta giornata del campionato giovanissimi Elite Under 15 che vede di fronte Academy Palermo Calcio e Sporting Pallavicino. Vediamo subito il direttore di gara con il pallone tra le braccia, entrano anche le due panchine già posizionate negli appositi slot, la panchina di casa come sempre sotto la nostra postazione, la panchina ospite invece leggermente distanziata per consentire ai due tecnici forse di non sentire le proprie tattiche, forse per dare al meglio le indicazioni ai propri ragazzi. Nel frattempo arrivano anche i capitani, arrivano anche tutti gli altri giocatori, sono nel tornello, stanno quasi per entrare. Infatti oggi è una partita molto importante perché bisogna dare una risposta dopo l'ultima sconfitta per l'Academy Palermo Calcio. Ricordiamo infatti il risultato di 5-0 contro la corazzata Trapani, una formazione che sta veramente facendo molto molto bene all'interno di questo campionato, ma si conoscono giocatori, ragazzi molto giovani ma promettenti. D'altra parte invece il Palermo Academy Calcio per l'appunto è stato sconfitto nell'ultimo match contro il Trapani per l'appunto con il risultato di 5-0, ma oggi deve dare una risposta, lo deve fare in casa davanti al proprio pubblico, cercando di trovare un filotto positivo, perché ricordiamo che la prossima partita sarà pure dentro casa contro il Team Calcio. Nel frattempo vediamo le due squadre accentrarsi verso la zona del centrocampo con il direttore di gara che fa posizionare a destra e a sinistra ai suoi fianchi, dunque le due formazioni. Vediamo immediatamente i due capitani, da una parte il solito Samuele Ganci con la maglia numero 4, dall'altra Fabrizio Lotti con la maglia numero 2. Il direttore di gara sta facendo infatti applaudire adesso le due formazioni. Guardiamo anche un attimo la classifica, perché prima di iniziare bisogna sempre guardare le statistiche per cercare di capire, forse dare un anticipo di quello che effettivamente andremo a vedere, perché da una parte c'è l'Academy Palermo Calcio che si trova al settimo posto in classifica con 6 punti, 7 gol fatti, 10 invece quelli subiti. Si tratta di fatti del quinto miglior attacco e della quarta peggiore difesa. Chiaramente però 5 gol sono stati presi contro il Trapani, dunque discutendo quella sfida sarebbero stati soltanto 5 gol subiti e non sarebbe stata una pessima difesa. Chiaramente quel dato va a influenzare abbastanza negativamente ad esempio la carica da parte dei padroni di casa, con mister Davide Santalucia che vuole vincere questa partita, fa mettere tutti in cerchio come sempre il famoso circle time prima di cominciare per dare le ultime indicazioni. C'è subito dei cambiamenti in campo, perché rispetto all'ultima partita in casa ad esempio giocano contemporaneamente Baglione, gioca anche Pace, Maniaci, Mazzola e poi anche Tallarita. Insomma, un centrocampo e un attacco molto offensivo, forse il solo Ganci a dare un po' di raccordo con la fase difensiva, ma oggi bisogna vincere. Infatti mister Davide Santalucia ha cercato la formazione più offensiva che mai. Vediamo se Mazzola ha girato attaccante o se ha girato centrocampista, perché Maniaci si sta posizionando sulla fascia, quindi bisogna capire effettivamente quale sarà il tridente scelto, perché Pace sicuramente gioca a largo a sinistra, Maniaci gioca a largo a destra, e quindi forse Mazzola come attaccante. Poi Baglione per il momento sta battendo il calcio d'inizio, dunque gli mostriamo intanto il nostro tabellino e inizia anche la partita con il primo tocco per la formazione di casa che fa subito un lancio lungo. Si ritorna dalle parti di Saladino, si porge dietro da Inserillo, Saladino, poi palla in rimessa laterale. Sporting Pallavicino che non ha iniziato bene il proprio campionato, perché al momento si trova con 4 punti in classifica, 11° posto, penultimo sopra soltanto all'ultimo fanalino di coda Ciaculli. Un inizio favorevole, intanto Pace sbuca alle spalle del difensore, può puntare la porta difesa da Vitale, Pace entra dentro l'area di rigore, Pace col sinistro rientra, Pace ancora e poi perfetta la rimonta difensiva da parte di Federico Salvo, che oggi parte un po' a sorpresa, perché infatti indossa la maglia numero 14 in vestita, sembrava dovesse partire dalla panchina, non è così, parte dal primo e qui salva anche un gol, perché Pace era veramente diretto verso la porta. Intanto calcio d'angolo, va Baglione, sempre molto preciso, cerca la testa di Mazzola, non lo trova, poi allunga questa formazione ospite, la tocca a Ganci, poi prova a girarsi Tallarita, lui che ha un grande calcio da fuori, viene subito tallonato in questa sfida contro il numero 10 Andrea Filippone, che è molto bravo qui a far rimpallare l'ultimo tocco proprio al giocatore in maglia rossa. Dunque rimessa laterale, oggi un grande ex della partita, Martino Brancatelli, lui che lo scorso anno giocava proprio qui
con l'Academy Palermo Calcio. Una grande stagione per lui, quest'anno invece il trasferimento allo Sporting Pallavicino. Intanto alza i giri del motore l'Academy Palermo Calcio con Maniaci che va sulla fascia destra, più veloce, può crossare, cerca il rimorchio, poi la conclusione da fuori, tentata, anzi dall'interno dell'area di rigore, tentata da Mazzola. Poi intanto il fuorigioco di Torigara che ferma infatti tutto per una posizione di offside. Subito 2 minuti di gioco abbastanza vivaci da queste due formazioni che non vogliono lasciare niente al caso. Pallavicino per tentare di effettuare un colpaccio esterno che potrebbe significare ribaltare anche un po' la classifica. D'altra parte invece l'Academy Palermo Calcio per riprendersi dopo la cocente sconfitta e poi iniziare anche un filotto. Ricordiamo la prossima partita infatti dentro casa contro il Team Calcio. Nel frattempo si autolancia Nicolò Tallarita, non basta, si riparte quindi con una rimessa dal fondo. Sul punto di battuta il portiere Vitale, vicino a lui riceve il pallone Salvatore Pennino che scarica subito sul compagno, rischia un po' sulla pressione, poi la pressione molto alta da parte di Maniaci che sembra oggi essere veramente in giornata. Nell'ultima in casa non ha brillato tantissimo il calciatore con la maglia numero 7 quest'oggi, solitamente indossa la 11, però un giocatore molto molto importante per questa squadra. Sappiamo che è capace di fare degli strappi che in pochi possono fare in questo campionato, quindi ci aspettiamo da lui veramente tanto. Nel frattempo cerchiamo di capire l'impostazione tattica, perché sembrerebbe quasi un 4-3-3 per la formazione di casa, che però in fase offensiva diventa un 4-2-3-1, che in realtà diventa quasi un 4-1-4, perché sia Tallarita che Baione giocano molto vicini a Mazzola, con Pace e Maniace che invece si giocano il posto sulla fascia destra e sinistra, e il solo Ganci invece che agisce come mediano, come metronomo di questa formazione. Intanto scontro fisico con Baione e poi Pace che prova a tenerla in campo, la tocca, poi Mazzola spara alla porta, viene accompagnato fuori però dall'ottimo intervento difensivo da parte del difensore, anche di Pennino in questo caso. Ad avanzare di Fede, esce fuori molto bene, poi cerca i compagni, lancia in offensivo con Scarcella che però allontana senza badare allo stile, cerca direttamente Maniaci, il colpo di testa tentato viene chiuso molto bene, poi lo scontro fisico con Fascianella viene vinto però dal difensore dello Sporting Pallavicino, poi viene cercato in avanti Monasteri. Ricordiamo quindi Brancatelli, il grande ex di oggi, maglia numero 11, gioca sulla fascia, lo conoscono molto bene i suoi compagni. Tallarita intanto spalle ai compagni, cerca il tocco verso Mazzola, lo trova, prova a girarsi, ecco qui Gabriele Mazzola che vuole illuminare il campo, Mazzola allaga con l'esterno, palla giusta verso Pace, un po' forse troppo profonda, non c'è stata una deviazione, ma qui Mazzola ha fatto una grande giocata perché è un attaccante molto moderno in realtà, non è un attaccante statico, un attaccante che cerca la palla sul secondo palo o forse sul primo per anticipare, come fanno forse i veri numeri 9, lui il numero 9 è più quasi da numero 10 perché è un giocatore molto tecnico che cerca sempre il pallone tra i piedi nel tentativo di trovare la migliore giocata non soltanto personale ma soprattutto collettiva, perché è un giocatore che comunque fa anche diversi assist sul proprio campionato. Intanto colpo di testa di parte di Scarcella, Ganci la mette giù, viene anticipato con una gamba che le sembrava leggermente tesa, non così per il diretto di gara, poi Saladino allontana, Tallarita la controlla, Pennino esce molto bene qui dalla difesa, alza il pallone a cercare proprio Brancatelli che vediamo se aggancia questa palla, poi esce Inserillo che è più preciso e anche più alto e quindi prende questo pallone. Riera, uno dei primissimi palloni toccati in questi primi 5 minuti per il numero 2, che solitamente ci regala tante azioni, tutto in fase offensiva. Mazzola, deprema, grande il pallone per Riera, eccolo infatti lo scatto da parte del numero 2, Riera mette in mezzo per i compagni, allontana, poi senza badare allo stile salvo, qui allontanato molto bene il difensore, ma Riera forse avrebbe potuto fare anche un po' di più perché a rimorchio c'erano sia Baione che Mazzola, lui ha cercato forse il secondo palo con Pace che però è stato anticipato, cross in mezzo intanto, Mazzola la controlla, cerca la porta, accompagna con lo sguardo fuori Vitale, dunque ancora una volta continua ad attaccare l'Accademia Palermo Calcio, si fa vedere in questi primi 6 minuti di gioco con Mazzola che è sicuramente uno dei più propositivi. Questo è un po' in ombra al momento Baione che indossa la 10, sappiamo che è un giocatore molto importante, 2 gol nell'ultima partita in casa, ma ancora deve accendersi, c'è tanto caldo anche oggi. Baione intanto con il colpo di testa quasi a volerci smentire, poi accompagna fuori Salvo, vicino a lui compagni, poi cerca la posizione di testa, ottimo qui Felice che si è aggrappato praticamente all'avversario, poi Monasteri cerca di autolanciarsi con l'anticipo da parte di Saladino molto preciso, una coppia piuttosto interessante con Scarcella,
Felice lo scorso anno invece giocava come centrale di difesa, quest'anno invece è stato spostato come terzino sinistro con ottimi risultati. Comunque un terzino forse che non spinge come Riera, ma probabilmente consente proprio a Riera di poter attaccare di più, perché lui pensa maggiormente alla fase difensiva, quasi una difesa 3 quando si difende, tanto la tocca Salvo. Dobbiamo andare lì! Poi il pallone a cercare la profondità per Monasteri, che forse è più veloce, poi Scarcella gli ruba il tempo e cerca di allontanare dopo il tentativo in profondità da parte di Cassataro, che aveva tentato questo lancio offensivo per il compagno, che però non è arrivato sul pallone, o meglio è arrivato in anticipo, poi però la stessa tagliata completamente da Scarcella, che ha un po' risolto dopo un piccolo errore forse di posizionamento. Tanto rimessa tra le zona offensiva per lo Sporting Pallavicino, che cerca di attaccare, cerca di rispondere ai colpi dell'Accademia Palermo Calcio. Testa Ganci, poi Baglione, il sombrero, tocco morbidissimo e controllo vellutato da parte del 10, che poi fa una magia in mezzo a due, casca giù, calcio di punizione. Ma cosa ha realizzato qui Giuseppe Baglione? Incredibile la sua giocata in mezzo a due maglie azzurre, è andato via con l'esterno, prima con la suola, poi con l'esterno, è rientrato in mezzo a due. Veramente una giocata impressionante da parte del giocatore in maglia numero 10. Intanto calcio di punizione con Scarcella sul punto di battuta, andrà probabilmente lungo, infatti è così, questa la respinta, si aggrappa Monasteri con Saladino, gioco fermo un momento, calcio di punizione, dunque fallo da parte dell'attaccante, che si è aggrappato anche abbastanza vistosamente con il difensore. Molto spesso si tende a dare ragione al difensore, anche in questo caso Monasteri comunque l'attaccante è molto alto, e chissà che magari questo non possa essere un fattore, anche se comunque sia Scarcella che Saladino possiedono centimetri abbastanza importanti. Tanto Scarcella va a lungo, buca l'intervento, poi Baglione la allunga e Vitale fa la cosa più semplice in questo caso, bloccare il pallone. Poi guadagna tutti i secondi disponibili con Mazzola che non vuole dare la distanza, cerca questa di Ganci, lo trova. Adesso Maniaci si appoggia, poi Ganci viene anche spinto un po' da dietro dall'avversario, Salvo con l'esterno, viene anticipato qui. Poi Di Fede può ripartire in dribbling contro il suo avversario. Di Fede con l'esterno si appoggia, l'anticipa di Saladino, sbaglia tutto perché Brancatelli è stato anche più rapido. Poi Mazzola fa scorrere il pallone, la controlla con il petto. Mazzola la porta in avanti all'interno del rigore. Mazzola ancora è sul destro, può calciare Mazzola e non trova la porta, ma grandissima azione ancora una volta da parte di Mazzola, che fa vedere un grande calcio, sempre il numero 9, che quando attacca è veramente molto molto pericoloso. Ma qui un'azione partita dall'errore da parte di Guadagnino, che aveva tentato l'imbucata centrale sul compagno, che però non è mai arrivata, perché qui è stato ottimo poi l'anticipo da parte di Saladino su Brancatelli, l'ex di turno, il grande ex di turno, e in questo caso poi la ripartenza con Mazzola, che ha ricevuto un pallone lungo, l'ha fatto scorrere e con il mento dovrebbe averla portata in avanti. Tallarita intanto allontana Guadagnino, sempre in profondità a cercare sempre Brancatelli, l'anticipo questa volta è di Riera, due lottano, l'ultimo tocco però è di Riera, che infatti restituisce il pallone al proprio ex compagno. I due giocavano molto spesso sulla fascia, uno a destra, uno a sinistra. Quest'anno invece Riera ha cambiato ruolo, giocando come terzino destro. Brancatelli invece addirittura la squadra. Pallone alto, Tallarita la controlla, si appoggia su Mazzola che fa salire i compagni, si appoggia, ecco Ganci, l'anticipo di Fede con la gamba che sembrava piuttosto tesa. Mazzola, Maniaci, può puntare la difesa dello Sporting Pallavicino, poi si appoggia centralmente, Baglione gli rimane il pallone lì. Qui tanta sfortuna per Baglione, che stava trovando una grande direzione dalle parti di Mazzola. Poi Monasteri lotta con Saladino, che però è stato abbastanza vistoso qui sulla trattenuta. Dunque calcio di punizione, siamo arrivati ormai all'11° minuto di gioco. Una partita piuttosto vivace, con due formazioni che stanno attaccando sia da una parte che dall'altra, di più chiaramente l'Accademia Palermo Calcio con Mazzola, uno dei più attivi, ma comunque si difende bene la formazione di ospite, che ha subito all'interno di questo campionato 17 gol, presentando quindi la peggiore difesa di questo campionato, un dato che però al momento non si sta evidenziando. Di Cassataro, cercare i colpi di testa, viene allontanata invece dalla difesa. Poi Baglione, Tallarita allarga il gioco dalle parti di Pace, che viene anticipato però molto bene dal suo avversario. Poi di testa Ganci, perde il mismatch fisico, si allunga il pallone, poi
mette tutti d'accordo. Scarcella che sbaglia il tocco con il piede sinistro, poi l'anticipo da parte di Saladino che qui lotta con il fisico contro Monasteri. Schifo tanto qui l'Accademia di Palermo Calcio. Però più volte abbiamo visto questo scontro tra Filippone, maglia numero 10 del Sporting Pallavicino, e Samuele Ganci. Più volte però ha vinto il giocatore in maglia blu, il fisico. Intanto fiato lancia, cross in mezzo di Maniaci per Pace, che la tocca con l'esterno e va bene così. Porta in vantaggio i padroni di casa. Ecco Adriano Pace. 1-0 il risultato, la sblocca il giocatore che oggi parte dal primo minuto, qualche panchina di troppo forse nelle prime gare interne, ma adesso parte titolare, risponde subito presente, e questa è una notizia importante per il mister Davide Santalucia, che infatti applaude. Dice: ragazzi, ma grandissimo il cross arrivato dalla fascia destra con Pace che è andato con l'esterno, probabilmente se avesse calciato col sinistro, che si è venuto anche meglio in realtà, il portiere Vitale l'avrebbe anche parata, ma in questo caso con l'esterno ha messo veramente in difficoltà il portiere, perché ha preso una traiettoria veramente complicata, e in questo caso infatti imprendibile per il portiere. Palla a fil di palo e dunque risultato di 1-0. Questo è il vantaggio da parte dell'Academy Palermo Calcio, con il caldo che comincia ad aumentare. Adesso potrebbe essere anche un fattore della partita. Noi siamo arrivati al minuto 13, ricordiamo sono previsti 2 tempi da 35 minuti, gioco un attimino fermo, ma si riprende con Riera, rimessa laterale un po' rivedibile, poi viene un po' spinto in realtà da dietro Maniaci, dietro gara è molto vicino, poi tocca anche il pallone, dunque gioco fermo, e adesso possesso che viene ridato alla formazione rossa, con lo Sporting Pallavicino che in realtà non restituisce il pallone, qui avrebbe dovuto restituirlo Filippone. Prova a girarsi con la suola, poi casca giù, Baglione, può ripartire il 10, si appoggia. Ecco Tallarita che può partire, vede la profondità di Pace, poi quasi poco l'intervento salvo, e non è la prima volta, perché anche nel corso dei primissimi istanti della partita va bucato una diagonale. Qui in questo caso, in quel caso fu preso il pallone da Pace, in questo caso è riuscito a mettere una pezza, ma rischiando molto. Intanto Tallarita sta funzionando al momento la formazione super offensiva da parte di mister Davide Santalucia, che ha schierato Pace, Mazzola, Baglione e Mazzola e chiaramente Maniaci, devo dire, tutti insieme, 4 giocatori super offensivi, con Tallarita che comunque è un centrocampista che cerca di avanzare molto. Il solo Ganci infatti si prende carico della fase difensiva. Tanto calcio d'angolo con l'ex di turno Brancatelli, no, rimessa laterale, dunque la concede al compagno a Fascianella, che cerca compagni in mezzo, poi Monasteri vuole girarsi, viene fermato dalla scivolata molto rischiosa da parte di Ganci, ma ben riuscita, la tocca poi Baglione, palla in lì, cerca la conclusione da fuori Filippone, deviazione, e poi la tiene in campo Felice, che allontana male questa volta Cassataro, poi Ganci e Baglione lottano, allarga il gioco con il petto Tallarita, poi Baglione allunga dalle parti di Mazzola, poi allontana Pennino, palla alta, questa è rischiosa con Inserillo, che però è bravissimo in presa alta e va subito lungo a cercare Pace, fa scorrere il pallone contro Salvo, lo mette veramente in seria difficoltà, poi cerca centralmente i compagni, era un'idea giusta in realtà, poi Maniaci la tocca, Mazzola si appoggia, Baglione cerca addirittura la conclusione da fuori, poi respinge male e poi in 2 tempi la blocca il portiere. Una conclusione non irresistibile da parte di Baglione, che però stava creando tanta difficoltà al portiere, che infatti ha respinto in 2 tempi, e per poco non arrivava anche Mazzola. Poi allontana Saladino, di testa la toccano, poi Cassataro anticipato dalla Rito. Questo Pace è stato cercato ancora una volta, ne ha cercato tantissimo dei suoi compagni in questo inizio di partita, poi l'ultimo tocco abbastanza evidente da parte di Pennino, rimessa con Felice, ottima questa rimessa invece, si gira Mazzola, sempre in mezzo a 3 maglie, va giù, tutto ok però, Felice va sul mancino, può cercare la fascia ma non la trova, poi allontana Di Fede, il lancio con Scarcella che fa una grande chiusura molto importante, poi Ganci che sbaglia il tocco, in questo caso minuto 16 di gioco, partita molto bella, risultato di 1-0 sbloccata da Adriano Pace, che con l'esterno è stato bravissimo a colpire in rete.
Messa con le mani, cercare di difendere l'anticipo di Baglione che non disdegna mai la fase difensiva. Salvo di testa, prova ad allungare Filippone, a cercare l'inserimento di Monasteri e poi chiude in anticipo molto bene qui Scarcella. Sarà però rimessa laterale comunque per lo Sporting Pallavicino, che cerca di aumentare e alzare un po' questo baricentro. Al momento dominio totale da parte dell'Academy Palermo Calcio, che rimane comunque con 3 uomini in avanti, con Maniaci, Pace e Mazzola. Felice non rischia, mette il pallone in rimessa laterale, nessun rischio per lui. Sarà rimessa laterale con Salvo, con le mani cerca i compagni. Filippone prova a girarsi, lo fa adesso, poi cross in mezzo sul primo palo, arriva direttamente tra le braccia di Inserillo, che fa subito ripartire i suoi con Manici che riceve adesso il pallone, lo mette giù, lo controlla, le finte contro Brancatelli, lo salta nettamente in velocità. Ecco Manici, poi si allunga un po' troppo il pallone, viene fermato dal difensore che col tacco esce fuori. Cassataro allunga la squadra, cercare Monasteri, tante volte queste verticalizzazioni improvvise da parte del 4, questa volta però non termina tra i piedi del possente numero 9, complice anche l'ottima chiusura difensiva da parte di Saladino, che comunque può anche vantare di un aiuto da parte di Riera, che su quella fascia è un giocatore molto rapido. Tanto gioco fermo perché Ganci sta allacciando le scarpe, dunque piccolo momento di pausa al 18° di gioco tra Academy Palermo Calcio e Sporting Pallavicino, una partita molto bella, ricordiamo 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, vantaggio di Pace che con l'esterno destro ha colpito in buca d'angolo battendo il portiere. Poi fallo subito da Riera, quindi calcio di punizione, fallo di Brancatelli, dunque l'ex di turno. Una partita non facile per lui anche dal punto di vista emotivo, tanti bei ricordi, scorso anno il campionato vinto under 14, cerca di sgusciare via Mazzola, poi il pallone termina a centrocampo, l'anticipo di Di Fede che più volte ha anticipato Ganci. Di Fede si appoggia con l'esterno, 1-2, Filippone, ancora Di Fede, gioca molto bene adesso lo spot in pallavicino, le finte e il dribbling da parte del 7 che cerca Brancatelli, chiude invece in anticipo Saladino, poi Mazzola spara alla porta, Ganci va a tamponare, poi Brancatelli sbaglia il tocco perché Talarita lo anticipa, poi lotta Filippone, un tunnel e la scivolata di Tallarita che non molla mai, infatti concede la rimessa laterale ma non concede l'azione offensiva ai propri avversari, che dunque ripartono con le mani. Minuto 20 di gioco intanto, allontana Scarcella, battuta molto forte con Mazzola che cerca di girarsi la sua solita giocata ma chiude molto bene qui il difensore, poi la tocca comunque Maniac in anticipo, può puntare la porta, Maniac ancora si appoggia da parte di Mazzola e poi intervento difensivo perfetto da parte della difesa, poi si riparte ancora con Ganci che si appoggia, ecco Tallarita che cerca il pallone in mezzo, Mazzola la tocca ancora con un ripallo, Mazzola, poi Baglione ed eccolo al minuto 20 il raddoppio dei padroni di casa con Baglione, ma grande merito va dato anche a Tallarita che ha rimesso in campo questo pallone. Dunque il risultato adesso è di 2-0 Pace e poi Baglione, grande inizio di partita per l'Academy Palermo Calcio con Mazzola che ha realizzato un assist e poi un altro assist ancora sempre nel primo tempo, questa volta per Baglione perché il tocco è stato proprio di Mazzola per Baglione che sotto porta non ha potuto fare altro che spingere il pallone in rete. Adesso sono 19 gol subiti per lo Sporting Pallavicino che continua a essere sempre la peggiore difesa di questo campionato. Felice, la tocca morbida dalla parte di Baglione con l'esterno, poi Felice, il dribbling è molto lezioso, ben riuscito, Baglione casca giù, agganciato, calcio di punizione e fallo di Brancatelli. Minuto 21, si sistema anche i capelli Baglione prima di battere, guadagna anche dei metri, guadagna anche circa un metro, che anche un pizzico di esperienza da parte del 10 che nonostante la giovanissima età gioca da veterano e quindi infatti guadagna qualche
qualche centimetro, diciamo così, ma in realtà è un po' più di qualche centimetro. Sarà quindi calcio di punizione, mister Sant'Lucia infatti dice al proprio giocatore di cercare i compagni in mezzo, abbiamo sentito, abbiamo captato Bagliore, infatti va in mezzo, cerca le torri centro dell'area di rigore, non trova nessuno, trova soltanto Cassatoro che adesso riceve, scarica su Monasteri. Palla alta, lotta a difesa, testa Saladino. Poi Filippone cerca la verticalizzazione, non la trova, Riera chiude molto bene, partita un po' sottotono per Riera, ma più che altro perché sta difendendo tanto, sta pensando un po' meno alla fase offensiva e uno come lui deve pensare maggiormente a quello offensivo perché sappiamo che possa creare delle occasioni. Nel frattempo, quando terminerà il primo tempo ci sarà subito un cambio, non abbiamo capito per chi, ma mister ha chiamato un cambio per il 35esimo però, poi Baglione, palla per Pace che passa, Pace! Ed ecco il 3-0, buca l'intervento alla difesa, palla geniale di Baglione e arriva il tris di Adriano Pace, che batte 5 tra i due compagni, l'abbraccio bellissimo ed il risultato adesso è di 3-0. Infatti anche il mister qui, tutta la carica di mister Santalucia che non vuole lasciare nulla al caso, dice infatti al proprio giocatore a Bagliore che il pallone in questo caso è passato perché c'è stato un errore abbastanza evidente da parte della difesa, ma in quel caso o la dà con maggiore forza con l'esterno oppure sceglie l'interno. Questo è quello che ha scelto di dire il mister a Bagliore. Mazzola prova a girarsi, va sulla fascia sinistra, la tocca, prova il dribbling ma questa volta sbaglia. Buona qui l'uscita da parte di Pennino. Cerca Monasteri, viene cercato tantissimo il numero 9, ma con questi palloni verticali, ma non sempre riesce ad agganciarli. Partita non facile oggi per lo Sporting Pallavicino con capitano Lotti che non è sceso in campo, alla fine al suo posto è sceso in campo Federico Salvo, precisi. Infatti il capitano è Piazza, che indossa la maglia numero 5, dunque non era Lotti il capitano quando vi ho detto invece erroneamente nella intro. Intanto recupera il pallone Cassataro che cerca i compagni ancora una volta in una verticalizzazione dalle parti di questa volta di Fede, ma solitamente per Monasteri, ma ancora una volta non passa perché chiude molto molto bene la difesa di casa con il duo Saladino Scarcella che sta difendendo benissimo. Intanto Baglione, pallone per Mazzola, ma era in evidente fuorigioco. Si attende il fischio da parte di direttori di gara, si dibatterà infatti dalle retrovie con il duo Piazza e Pennino. Palla centrale, Cassataro, lo scontro con Ganci che fa una grande giocata, poi il dribbling perfetto del 4 che si appoggia, Tallarita la controlla, sbaglia il tocco anche lui, l'anticipo da parte di Salvo che si può lanciare sulla fascia destra, c'è spazio, si appoggia invece centralmente da Filippone che alza il pallone, poi scarcella con la testa, sempre Salvo, Baglione mette tutti d'accordo prendendo questo pallone, poi la controlla con la sola, si gira ma sbaglia, Brancatelli che adesso ha cambiato fascia, vede Monasteri che si aggancia con Scarcella, calcio di punizione e questa può essere una grande occasione perché vediamo chi batterà. Calcio di punizione al minuto 26 di gioco, risultato di 3-0, doppietta di Pace e un gol da parte di Giuseppe Baglione che sta realizzando un grande campionato. Ricordiamo questo è il campionato giovanissimi Elite Under 15. E calcio di punizione sul punto di battuta c'è Cassataro che più volte ha provato delle verticalizzazioni offensive anche con delle buone sventagliate, questa volta invece potrà calciare verso la porta. Va Cassataro, gira troppo il pallone, la potenza c'era, meno la precisione, dunque il pallone in out è rimessa laterale per rimessa al fondo, chiedo scusa chiaramente, per Inzerillo che vediamo se andrà corto per i compagni, vediamo, infatti sceglie Scarcella. C'è Largo Felice, riceve il pallone adesso sulla fascia sinistra, si appoggia Ganci,
la controlla e poi glaciale. Sbaglia invece il controllo Felice, uno dei primissimi errori forse della stagione per lui. Poi la porta lunga Saladino. Ecco Tallarita che vede l'inserimento da parte di Pace, infatti lo cerca, ma questa volta non funziona il pallone, un po' troppo corto. E poi Cassataro può ripartire. Ecco Brancatelli, centralmente si appoggia dalle parti di Di Fede si incespica e chiede forse un po' troppo, poi scivolata riesce comunque a seguire il compagno, l'anticipo di Tallarita e poi Filippone. Vai in appoggio, Talla! Poi Riera mette il piede per cercare di fermare il suo avversario, infatti lo aggira e poi ruba il pallone. Riera si può lanciare sulla fascia destra, è più veloce. Ecco l'appoggio verso Mazzola che sbaglia però il controllo, anzi la sponda, ha cercato sponda verso Maniaci che però non è arrivata. Poi trattenuta piuttosto evidente e calcio di punizione con Tallarita che probabilmente andrà a lungo. E poi non ci vediamo. Vediamo se andrà a lungo, ma probabilmente sì. Tallarita sappiamo che è un calciatore capace di trovare delle traiettorie abbastanza lunghe e profonde. Vediamo se effettivamente andrà così, ma con molta probabilità lo farà. Vediamo Tallarita, infatti va piuttosto profondo con i pugni poi Vitale. Una buona punizione calciata da parte del numero 8. Sta facendo una buona cara, poi Maniaci. Buona la sua fase di recupero. Tallarita cerca i cross in mezzo per Baglioni in testa e poi Vitale. Miracolo assoluto da parte del portiere, però è stato fischiato una posizione di fuorigioco di Baglione. Grandissima palla ancora una volta di Tallarita che ha trovato una traiettoria perfetta per l'inserimento di Baglione che di testa era effettivamente riuscito a colpire. Poi grande parata da parte di Vitale, era un tiro piuttosto centrale, però comunque aveva pescato veramente molto bene qui Tallarita che sta giocando una grande partita oggi. Vitale sbaglia il rinvio, testa Baglione, poi Mazzola, Pennino poi allontana il pallone, Scarcella rischia tanto, poi pallone in orizzontale, anche qui un po' sanguinoso. Tallarita col tacco si gira molto bene, poi si appoggia saggiamente dalle parti di Ganci, recupera anche Di Fede e infatti lo anticipa. Poi Baglione aiuta anche in fase difensiva, grande partita totale, tutto campo per lui. Pace, Felice, poi Mazzola difende molto bene, si gira con il petto Mazzola e viene fermato ancora una volta, poi Baglione allontana, piazza, poi il colpo di testa da parte di Scarcella che guadagna anche la rimessa laterale. Non è così perché la rimessa è dello Sporting Pallavicino che si appresta a battere con Martino Brancatelli. Allunga il pallone, prova a girarsi, poi Felice ancora una volta, metti tutti d'accordo, riesce a passare con il sinistro, poi si allunga questa palla e infatti termina in out. Minuto 30 di gioco, 3-0 il risultato, partita ormai non chiusa ma quasi per l'Accademia di Palermo Calcio, che sembra comunque in totale dominio, non soltanto il risultato, non bisogna mai guardare il risultato perché potrebbe essere un 3-0 con lo Sporting Pallavicino che invece attacca tantissimo. In questo caso invece non è così perché sembra controllo praticamente totale del Palermo Academy Calcio. Tuttavia bisogna poi pensare che non bisogna mai fermarsi a primo tempo perché c'è sempre il secondo tempo. Intanto Mazzola attacca la porta, Mazzola rientra, Mazzola sbocca calciare, Mazzola adesso Vitale miracolo, poi Maniaci con destro e spara troppo alto, ma grandissima azione di Mazzola al quale manca solamente il gol. Probabilmente se lo merita per la prestazione totale oggi in campo. Ha cercato questa conclusione da fuori dopo essere rientrato benissimo sul piede destro, sul piede forte. Vitale però è stato bravissimo a negargli il gol, ma grande partita nuovamente per Mazzola. Vitale sbaglia ancora il rinvio con Baglione, poi Mazzola va a girarsi, Baglione alza la testa, si appoggia dalle parti di Maniaci che può puntare la difesa, salta Fascianella, poi cerca il cross in mezzo, facile preda però di Vitale che va subito
sul compagno. Brancatelli può puntare. Poi si è rialzato Maniaci, ma forse riceve una botta. Poi il dribbling è rischioso qui, ma ben riuscito da parte di Guadagnino, che si appoggia. Ecco Filippone. Ancora una volta Guadagnino, fallo però da parte di Baglione, da dietro, scivolata. Il direttore di gara ha punito l'intervento duro da parte del 10, che sembrava quasi poter andare sul pallone, poi Guadagnino in realtà lo ha anticipato e quindi il fallo è stato pressoché inevitabile. Minuto 32 di gioco, stiamo sul risultato di 3-0 con la doppietta, ricordiamo, di Pace e la rete singolare invece di Baglione. Si disseta nel frattempo Salvo. Oggi la panchina è un po' più corta per l'Accademia Palermo Calcio. Nel frattempo calcio di punizione, non batterà Cassataro come nella prima circostanza. C'è Monasteri all'interno della rigore, prova a alzarsi, va Filippone di potenza, prende Baglione, poi col ginocchio Saladino mette in calcio d'angolo, anzi con la coscia mette in calcio d'angolo, dunque aiuta il proprio portiere Inserillo. Palla adesso in calcio d'angolo, dunque azione per lo Sporting Pallavicino che potrebbe concludere gli ultimi minuti di partita di questo primo tempo, chiaramente in zona offensiva, cercando di recuperare il più possibile il risultato, perché un gol ora potrebbe riaprire veramente il secondo tempo. Calcio d'angolo, la tocca Cassataro, poi Felice la porta lontana col sinistro, l'allunga un po' troppo, palla infatti in rimessa laterale, battuta rapidamente. Poi Filippone, Felice, grande partita ancora del terzino. Poi Mazzola si appoggia, sbaglia il tocco però. Cassataro col tacco, molto elegante. Salvo, entra verso il sinistro, poi cerca con l'estro il compagno Monasteri, la tocca, ma Saladino ruba il tempo, ruba anche la strada e di conseguenza pallone direttamente dalle parti di Inserillo. Riparte quindi con le mani il portiere che si appoggia subito al compagno Saladino. Tallarita spara la porta, si gira molto bene, poi cerca Maniaci, lo trova, scivola però il 7, poi lotta con Fascianella da terra, fallo e calcio di punizione. Buona partita anche per Vito Maniaci. Sarà quindi calcio di punizione con Ganci che cerca l'inserimento di Maniaci, lo trova, può crossare, Maniaci mette il pallone in mezzo sul secondo palo, allontana Salvo, poi Tallarita la controlla, prova una finta 2 volte, poi si appoggia Mazzola ancora una volta, non riesce, poi Tallarita con l'esterno, palla geniale per Pace che cerca la porta, ma è stato fermato in posizione di offside, dunque fuori gioco sul più bello Pace, ma ancora una volta che palla di Tallarita che sta giocando una partita impressionante oggi. Manca veramente pochissimo alla fine del primo tempo, probabilmente è l'ultima azione, vediamo se c'è ancora spazio per un'azione offensiva. Anzi, sono 2 minuti di recupero, non ci sono state molte interruzioni in realtà di gara, ovviamente per i gol ha deciso di concedere 2 minuti di recupero. Concluderà quindi il primo tempo al 37esimo, 120 secondi, poi andremo in piccolo break. Mi raccomando poi di seguirci sempre sul canale di Sportissimi per il secondo tempo di questa sfida tra Accademia Palermo Calcio e Sporting Pallavicino, una gara che al momento, come potete benissimo vedere, il nostro tabellino è ferma sul 3-0. La doppietta di Pace e il gol di Baglione al momento decidono questa partita, con mister Santa Lucia che probabilmente dovrà diversi cambi nel secondo tempo, anche perché il caldo si fa sentire. Tallarita va a lungo, poi la tocca con l'esterno, Scarcella ci ha provato, non ha dato forza però il centrale, poi di testa Felice, Scarcella anche lui di testa, si riparte nuovamente da Antonio Felice che cerca così i suoi compagni, tocca Salvo, poi allontana Guadagnino, Scarcella di testa sovrasta Monasteri, e Felice qui non viene allontanato con le mani Felice, cercare Mazzola sempre
Solita giocata, va sul destro, si appoggia, Baione, palla di ritorno ancora per Mazzola col sinistro e non trova la porta, ma se si merita questo gol Mazzola, che infatti si prende un po' con se stesso, un po' con la sfortuna, ma grande partita da parte di Mazzola, che ha cercato col mancino il palo lontano. C'era Manici che stava salendo in realtà, ma Mazzola cercava la porta da numero 9 sul risultato di 3-0, vuole anche lui sbloccarsi. Mancano 20 secondi alla fine del primo tempo. Vediamo se c'è spazio ancora per un'ultima occasione. Lotta intanto Cassataro, uno dei migliori dei suoi, nonostante qualche errore di troppo. Infatti si sbaglia con Baglione che anticipa, però finisce così il primo tempo, risultato di 3-0 al momento tra Academy Palermo Calcio e Sporting Pallavicino. Un primo tempo molto vivace con ben 3 reti in 35 minuti. Noi vi salutiamo, ma ci sentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Academy Palermo Calcio e Sporting Pallavicino. A dopo!
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra l'Academy Palermo Calcio e lo Sporting Pallavicino, risultato di 3-0. Al momento la doppietta di Pace e il gol da parte di Baione stanno decidendo questa partita. Una gara molto vivace, con soprattutto i padroni di casa che stanno attaccando veramente tantissimo. Non so se in questo secondo tempo continueranno la loro sortita offensiva. Nel frattempo sembrerebbe nessun cambio, almeno per la formazione di casa, perché invece ci sono diversi cambi per lo Sporting Pallavicino. Infatti vediamo bene, deve essere 4 ingressi. Entra sicuramente il capitano Lotti, che non era partito al primo, infatti adesso indossa nuovamente la fascia da capitano. Al suo posto sicuramente uscirà Federico Salvo, poi subentra con la maglia numero 18 Mattia Anzisi. Tanto vi mostriamo anche lo score del risultato, perché magari si fosse connesso solamente in questi ultimi secondi di diretta. Noi siamo già live da quasi un'ora, abbiamo commentato il primo tempo dentro Anzisi, fuori invece con la maglia numero 5 Marco Piazza, poi Lotti al posto di Pennino, di non a posto di Federico, anzi no, a posto di Federico Salvo, infatti, che esce adesso con la 14 e subentra invece con la 15 Andrea Giordano. Questi sono i 3 cambi, dunque 3 i cambi per lo Sporting Pallavicino, che cerca sicuramente nuova linfa in questo secondo tempo nel tentativo di ribaltare le sorti di questo match, che però non sembra essere molto felice per gli ospiti, che nonostante un inizio buono poi sono capitolati sui colpi di Pace e di Baione. Nel frattempo nessun cambio invece per il mister Santa Lucia, che però probabilmente farà qualche cambio tra qualche minuto, perché sono diversi giocatori che si stanno riscaldando. Nel frattempo già a centrocampo, sul punto di battuta, la formazione ospite con Monasteri col 9 che è sulla lunetta, meglio sull'intersezione della lunetta al centrocampo. Vedete soltanto il fischio da parte del direttore di gara, che sta controllando le ultime cose. Tanto si riscalda molto con ritmi abbastanza alti Luigi Paisi, probabilmente sarà lui il primo cambio. Vediamo se effettivamente farà il suo ingresso, forse al posto di Mazzola. Inizia anche il secondo tempo con il primo possesso per gli ospiti, che vanno subito lunghi. Cercare i Monasteri, scontro con Saladino, tocco col braccio, gioca fermo dopo soltanto 9 secondi, poi prende l'arbitro. E non portare la palla così. Ma solo, ma non avere fretta, guarda da qua. Direttore di gara che restituisce il pallone però ai padroni di casa, con Herrera che si appoggia dietro male, però poi sbaglia infatti Saladino, poi cerca la conclusione da fuori di Fede con la parata di Inzeriel. Qui il mister Santoci effettivamente aveva chiamato questo tipo di azione, perché effettivamente era anche abbastanza infuriato sul passaggio un po' superficiale da parte di Saladino, che ha preso il direttore di gara. Da lì poi la pressione molto alta da parte degli ospiti, con Riera che poi ha sbagliato il tocco, contrasto non perfetto di Saladino e la conclusione di Fede, che ha avuto l'occasione per riaprire la partita. Poi Riera con il piede mancino trova il compagno Scarcella, che poi allontana non rischiando praticamente nulla. Giordano, ecco, appena entrato, prova ad entrare, infatti riesce anche a passare su Felice, casca giù, tutto regolare per il dietro di gara, si continua quindi. Il pallone è lungo, Cassataro la tocca, poi qua si stava per favorire l'inserimento di Pace. Con le mani Felice. Mazzola, sempre Felice col sinistro, prova ad aprire dalle parti di Maniaci, che può controllare il pallone. Poi viene fermato dall'ottimo intervento difensivo da parte di Fascianella. Poi Tallarita, il pallone alzato, lotta ancora a centrocampo, poi riesce ad avere la meglio sul suo avversario, poi la è finta ancora
con la suola, molto elegante. Si porta però il pallone in out con Brancatelli che accusava forse un colpo al volto. No, ma anche Gabriele. Quindi, colpo di testa, Riera. Oggi l'abbiamo visto molto in fase difensiva, un po' meno in quella offensiva. Non è il solito Riera, forse. Poi intanto scarcella per Mazzola, la controlla, entrenatore di rigore. Mazzola cerca il tiro, viene portato verso l'esterno. Il problema è che termina in out, ma ha provato a fare il massimo da qui. Mazzola non era facile, chiaramente, era molto defilato, portato verso l'esterno da parte di Guadagnino. Cercato Giordano, non è troppo profondo per lui, non può arrivarci nonostante sia entrato da pochi istanti di match, soltanto 3 di gioco in questo secondo tempo. Tallarita intanto, ecco Ganci, Saladino centralmente dalle parti di Ganci, adesso può allargare il gioco e lo fa, ed ecco Felice che avanza sulla fascia sinistra inseguito da Giordano. Felice cerca il cross in mezzo per Maniaci che la fa scorrere, poi forse ci arriva, vediamo. Maniaci infatti lo tiene in campo, poi sbaglia il tocco verso indietro e allontana Anzisi. Sarà quindi rimessa laterale battuta da Riera con il petto Tallarita, sempre Riera, morbido per Mazzola che si allarga molto, cerca il traversone in mezzo direttamente sul portiere alto, di conseguenza sarà rimessa dal fondo, quindi con Capitano Lotti che si è schierato come terzino destro, Fascianella che invece partiva come terzino sinistro è passato come centrale con Guadagnino, e Anzisi invece si è schierato sul lato di sinistra. Dunque, e questa è la difesa tutta nuova, perché soltanto Fascianella è rimasto in campo di quella difesa titolare che ha preso 3 gol, però agiva a sinistra, in questo caso invece è passato come centrale addirittura di destra. A dare anche manforte e raddoppio chiaramente al terzino di quella fascia. Si tratta di Capitan Lotti, che infatti doveva partire dal primo, poi qualcosa ha fatto partire dalla panchina. Felice trova Pace che la controlla e poi getta il pallone in avanti. Guadagnino, Baglione lotta con l'avversario, poi si appoggia, però ha ricevuto un colpo, forse della cresta iliaca. Nel frattempo avanza Mazzola con la punta, la tocca Maniaci, si allarga Maniaci, può calciare Maniaci e poi salva praticamente sulla linea Anzisi che va anche giù. I due si sono ostacolati a vicenda ed è calcio di punizione in favore dello Sporting Pallavicino, ma grandissima azione. Quella volta Mazzola aveva trovato il compagno libero per poter calciare direttamente dalle parti del portiere avversario, ma un ottimo intervento difensivo da parte di Anzisi ha negato questo poker all'Academy Palermo Calcio, è andata vicina più che mai a questo gol. Pallone alto di Fede, anticipo di Riera, lottano con il fisico i due. Ma gioca! Sarà quindi rimessa con le mani, si diparte da Anzisi, avanza Filippone, avanza anche Brancatelli e Di Fede che lotta con Riera. Poi Monasteri, lottano i due, si toccano e Riera sta veramente facendo la lotta, anzi in questo caso era Saladino, poi si autolancia dalle parti di Riera, scivolata di Scarcella, qui ottima scivolata da parte del centrale di difesa che si è staccato andando a coprire la posizione di Saladino e di Riera, andando lui a risolvere tutto. In questo caso ha fatto benissimo perché era lanciato verso la porta di Fede che ha accusato forse anche un colpo. Anzisi intanto va in avanti, cercare Giordano, lo tocca con la coscia ma non basta. Baglione, Mazzola, aggancio sempre superlativo del 9 che fa una grande giocata e poi serve sulla velocità Maniaci che si gira, Maniaci vuole l'auto di destra, lo trova più veloce di Guadagnino, poi cerca Mazzola, non lo trova, poi face il velo geniale, Baglione sul sinistro, può calciare, Baglione! Ed ecco il 4-0, ma che poesia in questo caso di Pace che con il velo ha messo il compagno in possibilità di poter calciare verso la porta e lo trova anche col sinistro. Questo risultato è di 4-0, ma che azione da parte dell'Academy Palermo Calcio con questo velo geniale di Pace che è vero non ha trovato il gol in questa circostanza, non è stato nemmeno nel tabellino per quanto riguarda l'assist in questo caso, ma in questo caso anche se non si tocca il pallone ha fatto un assist impressionante. Nel frattempo fuori Tallarita,
Inizia invece la gara da parte di Flavio Cash, dunque il cambio per Talavita che ha fatto una grande prestazione anche oggi. E poi cambi anche per gli ospiti con Filippone che esce direttamente dalla parte della panchina. Al suo posto dovrebbe invece subentrare Antonino D'Alessandro. E poi anche ingresso per Gioele Fardella, dunque D'Alessandro e Fardella fanno il loro ingresso. Vediamo se effettivamente sono usciti Filippone perché non lo vediamo più, e poi Brancatelli con la 11, dunque l'ex di oggi termina così la sua partita non felice, ma probabilmente non per i suoi demeriti, ma un po' la formazione non ha brillato oggi, c'è tanto caldo. Poi l'Accademia di Palermo Calcio dentro casa è una formazione che tende a imporre sempre il proprio gioco. Mister Santa Lucia infatti è riuscito a prendere le misure della formazione ospite nei primissimi istanti, e poi tutta la potenza offensiva di Baglione e Pace, 2 doppiette, 2 gol per entrambi. Non ha trovato ancora la rete invece Mazzola, che è venuto più volte vicino al gol, ma ha fatto una partita superlativa ormai come praticamente sempre. Baglione anticipa anche Mazzola, poi con l'esterno vede l'inserimento di Pace che può cercare i compagni in mezzo, cerca infatti Mazzola, l'anticipo da parte di Fascianella che poi scivola, ma riesce comunque ad allontanare. Poi Giordano sbaglia il controllo felice, palla poi in rimessa laterale per lo Sporting Pallavicino che batte rapidamente. Si gira Monasteri, poi con Scarcella si è agganciato. Aspetta, non solo, si gira che ha fatto il gesto Gioco fermo al momento, è minuto 44 di gioco, sono passati 9 questo secondo tempo, un gol per la formazione di casa. Scusami, ma si tocca la faccia perché dice così? Io l'ho visto che ancora la testa si tocca il bambino, però. Sarà quindi calcio di punizione con Felice sul punto di battuta. Anzi no, Saladino batte. Felice si è infatti un po' allargato sulla fascia. Va lungo. Cercare Copesa di Maniaci, non lo trova, poi può ripartire Fardella che cerca il lancio lungo delle parti di Monasteri, chiude però Riera in anticipo, questa la porta verso l'esterno, la tiene in campo, cerca anche un dribbling, trova per una deviazione, comunque rimessa laterale sulla pressione, invece no, perché rimessa dello Sporting Pallavicino, dunque non trova l'ultimo tocco Riera, o meglio trova quello suo. Poi Saladino, scontro con Anzisi, una buona copertura, ma tanto un'espressione un po' colorita da parte di Di Fede, che diciamo che per utilizzare un eufemismo non era molto d'accordo con il diritto di gara, ha utilizzato un epiteto un po' colorito, dunque richiamato dall'arbitro. Intanto Mazzola esce fuori dalla pressione, scarica su Maniaci che può attaccare la porta, è troppo profondo il pallone ma non riesce comunque a conquistarlo. Maniaci cerca il cross, viene murato poi dall'ottimo intervento difensivo da parte di Anzisi, palla in rimessa laterale ancora una volta, zona offensiva per l'Accademia di Palermo Calcio che si sta portando in avanti più che mai per cercare anche la manita. No, fa servizio d'ordine. Poi tocco di col braccio, dunque calcio di punizione, può rifiatare. Cambio! Nel frattempo mister Santa Lucia chiama un altro cambio perché sta per entrare Flavio Cicuta, maglia numero 14, al posto di Riera. Una buonissima gara per il 2 che oggi non ha attaccato come solitamente, ma entra invece Cicuta, lui che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato, giocava come centrale, grandissime prestazioni. Adesso gioca come terzino, un cambio di ruolo per lui, un po' come Felice, erano infatti loro due centrali titolari. Sono passati entrambi sulla fascia. Intanto calcio di punizione con Ganci sul punto di battuta, vediamo se cercherà la porta, ma da quella distanza probabilmente un traversone. Sono tutti pazienti dentro l'area di rigore, rimangono soltanto Saladino, Felice e Cicuta indietro. La posizione sembra Il mister dello Sporting Pallavicino intanto chiama soltanto due uomini in barriera, cross in mezzo per Mazzola
ed è arrivato anche il gol per lui con il colpo di testa. E infatti anche qualcuno dice finalmente il gol di Mazzola, aveva meritato in questa partita, e qui con un gol forse un po' insolito da parte sua, perché lui solitamente è un giocatore che porta più la palla, trova il gol della manita e fa quindi 5-0, scrive nel tabellone dei marcatori anche lui, e lascia il campo dopo il gol. Dunque questa sarebbe stata la sua ultima occasione per trovare la rete, ed è andata benissimo per Gabriele Mazzola, che fa quindi gol 5-0 ed è il cambio per Puleo. Vai Mazzola, bravo Gabriele. Ci sono cambi anche per gli ospiti, vediamo chi subentrerà. Entrerà Andrea Ernani, sì. Per Monasteri dovrebbe essere il cambio. Anzi, fuori Monasteri, dentro Manitta, e poi subentrerà anche Ernani. Vediamo però al posto di chi. Giulio! Sì, è uscito. Martino è uscito. Qualche incomprensione per i cambi nel frattempo, perché intanto è uscito Fascianella, dunque per Ernani, che probabilmente venderà il suo posto. Infatti la direzione sembra effettivamente quella. Lontana poi anche un po' sconsolato difensore dello Sporting Pallavicino, una sconfitta che sta maturando con il risultato di 5-0. Mancano 21 minuti, manca ancora veramente tantissimo, un'eternità. Lotti cerca di allontanare il pallone, poi Pace cerca di turare la porta, Vitale blocca senza problemi, voleva la tripletta, vediamo se arriverà per Giuseppe Baglione. Tanto Vitale la prende un po' male, poi Mania ci la tocca, la controlla Cascio, poi Baglione vede l'inserimento di Pace alle spalle del difensore, sbaglia però il tocco, poi mette tutti d'accordo Manitta, e poi scivolata di Baglione, non vuole mollare veramente un centimetro, poi Pace, il dribbling, salta tutti, Pace, va giù, calcio di punizione, minuto 50 di gioco, risultato di 5-0 per chi si fosse sintonizzato questo istante sul canale di Sportissimi. Sarà quindi punizione. Nel frattempo ci sarà qualche altro cambio, probabilmente sì, perché il risultato effettivamente può consentire a mister Santaluce di schierare più giocatori possibili, anche per mettere minutaggio in vista dei prossimi impegni. Ricordiamo, il prossimo turno sarà contro il Team Calcio dentro casa ancora una volta, quindi 2 consecutive per l'Accademia Palermo Calcio, che dovrà sicuramente portare punti a casa per aumentare la classifica. Baglione cerca la porta e prende l'incrocio dei pali, sfortunatissimo qui Baglione, che già nelle prime partite interne aveva trovato la stessa direzione, in quel caso però la traversa. Adesso invece l'incrocio dei pali a non far trovare la G del gol, la tripletta. Ne ha già trovati 2 Baglione, ma vuole la tripletta e si vede. Tanto prova a girarsi Giordano. Ganci, il contrasto questa volta ben fatto da parte di D'Alessandro, poi chiude palla lunga, c'è l'inserimento di Pace che è più veloce, potrebbe crossare, poi viene fermato in calcio d'angolo. Dunque azione offensiva ancora per il Palermo Calcio, è stato ben chiuso da Lotti, che è entrato in questo secondo tempo ma in una atmosfera forse non molto positiva per gli ospiti, che stanno subendo 5 gol oggi. Sto sotto infatti questo risultato molto sonoro. Calcio d'angolo, va Baglione, cerca il portiere, poi allontana Vitale con il tacco, lascia lì Giordano, rischia un po', poi Fardella. Sarà calcio di punizione.
fallo di Saladino, col direttore di gara che dice a Saladino che alla prossima verrà ammonito. Palla netta, Picco. Calcio punizione con Cassataro che si è schierato adesso come centrale di difesa dopo l'uscita da parte dei compagni. Tanti cambi di ruolo per lo Sporting Pallavicino che oggi sta cercando di cambiare tante le carte in tavola. Testa lontana la difesa, poi Scarcella, Fardella, lotta con Baglione che è la meglio, poi col sinistro cerca la profondità e trova effettivamente Puleo, l'anticipo però pulito da parte di Hernani che mette in rimessa laterale. Sarà dunque possesso ancora per l'Accademia di Palermo Calcio, che però non ha fretta di battere. Minuto 53 di questa partita. Con le mani felice cerca e trova soprattutto Puleo che si gira, poi si allunga il pallone contro Monastero, la tocca però verso indietro con Felice che si autolancia sulla fascia sinistra, la suola, ottima qui la sua percussione, poi Pace va sul mancino, potrebbe crossare, va sul fondo, poi viene fermato all'ultimo dal raddoppio difensivo con Hernani che già ha fatto 2 buoni interventi difensivi. Un ottimo ingresso, forse il miglior di questi ingressi al momento effettuati dalla formazione ospite. Il tacco di Baglione sempre molto elegante, ma questa volta il pallone non passa. C'è però altri 2 cambi ci sono per gli uomini di casa, perché subentrano Benedetto Caravello e Gaspare Priolo. Sono loro 2 gli ingressi, con Pace e Maniaci che invece lasceranno il loro posto. Dunque 2 cambi. Caravello è un giocatore più offensivo, Priolo più difensivo, e con 2 offensivi. Dunque un cambio anche un po' per conservare il risultato. Applausi per Maniaci, così anche per Pace che ha fatto una grande partita, 2 gol per lui e poi un velo incredibile per il compagno. Vai Adri. Applausi intanto per i 2 giocatori usciti. Sarà quindi rimessa laterale, risultato sempre di 5-0, minuto 54 di gioco, tanti cambi. Ci immaginiamo infatti un recupero abbastanza cospicuo da parte del direttore di gara, perché non ci sono state molte interruzioni, però diversi cambi. Gamba un po' alta da parte di Fede. Baglione, l'anticipo di Lotti qui, ottimo a capire l'intenzione del suo avversario, poi alza il pallone, vede l'inserimento da parte di Di Fede, non arriva, poi di testa Cicuta che si è accentato un po' troppo, infatti il mister l'ha subito bacchettato dicendo di andare a destra. Ottimo qui il dribbling da parte di Cascio, poi lotta Priolo che ha la peggio, poi lotta ancora una volta e commette fallo su D'Alessandro. Dunque calcio di punizione con Di Fede che si appresta a battere. Va Cassataro. Qui sotto i nostri schermi potete benissimo vedere, andrà probabilmente lungo, infatti è così, ma taglia un po' troppo il campo, dunque rimessa dal fondo adesso per Accademia di Palermo Calcio con Inserillo. Infatti si sta riscaldando anche il secondo portiere Messina, chissà che magari non trovi minutaggio anche lui. Ecco Cascio, aggancia il pallone, poi Guadagnino in anticipo, esce anche bene, palla al piede, allarga il gioco, si appoggia male però il compagno, poi cerca Cicuta il tocco dalle parti di Priolo, non arriva, Cicuta in anticipo, Priolo vuole la fascia destra, poi si ferma Cicuta in mezzo a 2 maglie, riesce a sgusciare via il dribbling di Puleo che però sbaglia il tocco. Ganci si appoggia dietro, Felice, giro palla difensivo adesso con Scarcella, c'è largo Saladino, ma lui va da Cicuta che aggancia il pallone, poi sbaglia il tocco qui Cicuta, pallone velenoso con il mister Santoce che infatti dice proprio il giocatore di meglio andare all'esterno. Questo infatti sono il virgolettato da parte del mister. Intanto palla sulla fascia sinistra che può crossare, vediamo, rientra Caravello, qual è la giocata, viene fermato, poi pallone di D'Alessandro. Felice, adesso ritmi molto più bassi rispetto a quelli invece forsennati che abbiamo visto nel corso del primo tempo, ma anche all'inizio del secondo.
La giocata da sola, parte di calcio che poi cerca anche la porta 2 volte, poi il palla arriva lì e non sbaglia Priolo, che fa quindi il gol del 6-0. Tutto regolare, ma giocata impressionante da parte di calcio che ha praticamente saltato 3 uomini, si è portato davanti la porta, ha calciato, parata del portiere e poi Priolo con il più facile dei tapin fa 6-0. Risultato adesso veramente sonoro per il parziale di oggi, perché comunque la formazione dello Sporting Pallavicino aveva iniziato bene il primo tempo, poi qualcosa è successo dopo il blackout, ha fatto subire 3 gol, secondo me invece non è riuscita a ribaltare le sorti, anzi tutto è conta. Nel frattempo è pronto Messina, dunque farà il suo ingresso il portiere, a posto chiaramente in questo caso non possiamo sbagliare il cambio, che entrerà al posto di Inserillo. Puleo per Priolo allo spazio, cerca il compagno in mezzo, trova invece una conclusione verso la porta con la mister Santa Lucia, che comunque nonostante il risultato rimprovera i suoi ragazzi, sinonimo di un allenatore che vuole vincere sempre, e questo non può essere che una cosa positiva per la formazione di casa. Intanto lottano con Cicuta, contrasto molto duro ma sul pallone, poi può attaccare Fardel, cerca l'inserimento dei compagni, c'era Giordano che effettivamente aveva fatto un movimento, ma Saladino lo porta verso l'esterno e poi allontana spazzando il pallone. Controllo di Guadagnino, Priolo col tacco, poi Di Fede si autolancia, fa tutto solo, viene fermato da Saladino, poi la tocca Cicuta, palla in rimessa laterale, ancora azione per lo Sporting Pallavicino, poi dentro la di rigore Sciora rischia tanto, però mister Santa Lucia infatti rimprovera ancora Priolo con quel tacco di prima che effettivamente non ha aiutato la manovra, anzi ha fatto perdere il pallone alla formazione. Infatti il mister, nonostante il risultato, comunque bacchetta i suoi ragazzi, non vuole cali di tensione. Palla in mezzo, allontana Puleo sul primo palo d'attaccante, va sul primo, però tanto chiama un pallone, quasi a richiamare, sembrava il VAR, ma chiaramente non è disponibile, il Vergara chiaramente lo sa, ha chiamato infatti il pallone, ma il gesto sembrava un po' quello del VAR, un po' per citare, sempre calcio a 11, ma calcio di Serie A. Nel frattempo calcio d'angolo, quindi viene battuto da Cassataro che cerca direttamente il primo palo, il pallone bloccato facilmente da Inserillo, che va in avanti, cercare Caravello, tocca invece Lotti, che è stato uno dei migliori ingressi sicuramente insieme ad Hernani per quanto riguarda lo Sporting Pallavicino. Ecco infatti il 19 che però sbaglia il tocco sulla velocità. Priolo che può arrivarci, ci arriva adesso Priolo sulla fascia, può rientrare, fa un buon dribbling, poi si complica anche un po' la vita, casca giù, fa tutto solo e fa anche fallo. Mister Santa Lucia non sarà contento. Tanto arriverà il cambio perché subentrerà Messina. Tanto Cicuta prova l'anticipo ma sbaglia in questo caso. Di Fede che non ha bocca, vede largo il compagno, lo può servire. Di Fede cerca la suola, si incestica sul pallone, poi bravo anche Saladino e Scarcella allontana su Felice. Ecco Felice, Lascialo per! tanto Cicuta ha un po' di difficoltà sul nuovo ruolo perché effettivamente lui oggi parte come terzino destro, ma sappiamo essere un centrale di ruolo. Scorso anno ha fatto una grandissima stagione, uno dei migliori in assoluto, però deve ancora forse un po' adattarsi su questo ruolo perché tende molto spesso ad accentrarsi, andare a difendere la porta, che chiaramente è giusto da parte di un difensore centrale, però se si è terzini bisogna stare anche un po' più larghi. Nel frattempo fuori Inserillo, dentro Messina. Esce molto contento Inserillo, clean sheet per lui. Prende posto Messina, dunque minuto 61, mancano 9 di gioco, poi sarà fine partita, ma ci aspettiamo un cospicuo recupero. Intanto Cascio prova a replicare l'azione precedente, non riesce questa volta, con la scivolata di Lotti molto bene, poi Baglione che adesso sembra un po' stanco,
Poi il contrasto di ganci favorisce Puleo. Poi Cascio con la punta, vede Baglione che questa volta non aggancia molto bene. Poi Cassataro allontana, trova però il piede di un giocatore di maglia rossa. Sarà quindi rimessa dal fondo. Deve chiamare per cognome, perché Flavio magari sì. Minuto 62. Possessione dal basso con Cassataro che la riceve. Esce palla al piede, rischia tanto sul dribbling, infatti Puleo gliela ruba. Poi Hernani, ancora Puleo, si gira, si appoggia. Ganci, c'è spazio, allarga per Cikuta che scarica e poi prova a inserirsi. Poi Priolo va giù, un po' troppi errori per Priolo in realtà. Poi Cikuta riconquista il pallone col sinistro, vede centralmente la posizione per Baglione che di prima serve Priolo che prova una volée ma non è stato fortunato. Questa volta era molto complicato, insomma, non un errore, ma era veramente difficile. Intanto si riparte dal portiere, si riparte da Vitale che si appoggia subito da Cassataro. Sbaglia il tocco, anticipa come sempre Baglione. Si appoggia. Caravello prova il dribbling in mezzo a tre, riesce anche a passare, poi mette una pezza. Insari. Anzi no, Hernani si trattava. Siamo al minuto 63 di gioco nel frattempo, mancano 7, anzi 6 e mezzo per essere più precisi. Cassataro esce fuori bene dalla pressione, poi cerca un lancio. Baglione invece lo anticipa, più attento. Pallone messo dietro. Cikuta per Puleo, poi cerca il pallone di ritorno che però non arriva. Poi Saladino in anticipo porta verso l'esterno il Ruleta, sbaglia tutto, capisce infatti in anticipo il suo avversario che guadagna anche un calcio d'angolo, quindi un errore, un po' di superficialità da parte di Saladino, ma chiaramente al minuto 64 sul risultato di 6-0 credo che possa anche essere perdonato. Sarà quindi corner con Di Fede che batterà. Mancano poco più di 5 minuti alla fine della partita. Cross in mezzo, non esce Messina, poi è cercato di testa da Alessandro che però non può mai arrivare. È lontano il pallone, Felice. Viene controllato da Caravello. Baglione, ancora Caravello, ha lo spazio perché anche Fresco può correre su quella fascia. Supera Cassataro anche con un piccolo rimpallo. Caravello, salta tutti, Caravello, tu si sta cacciare, Caravello! E non trova la porta, questione di centimetri, ma grande azione, un cost to cost da parte di Caravello che ha sfruttato l'ossigeno che ancora ha in corpo, visto che comunque è entrato non da troppi minuti. Ha fatto una grande azione, ma non ha trovato la gioia del gol, un gol che sarebbe stato del 7-0. Priolo riconquista il pallone dopo l'errore difensivo, poi si gira, Cascio, poi intenta ricorrere, cerca il compagno in mezzo, Vitale allontana e poi spazza la difesa. La controlla Ganci, il dribbling, buona qui la sua giocata, Ganci sul sinistro, cerca la porta, Vitale blocca facilmente, forse la partita più semplice della sua partita, perché non è stato molto colpevole sui gol subiti, perché sono arrivati praticamente sempre davanti alla porta. Tanta sfortuna per lui, tanto Felice si appoggia a Baglioni col tacco molto elegante per Caravello. Poi viene alzato questo pallone di Fede, c'è l'inserimento da parte di Fardella tentato ma non riesce a passare, poi Cikuta, tutto lo spazio, poi sbaglia il tocco. Questo è il pallone per la scivolata di Cikuta. Rimessa laterale intanto. Rimessa con le mani, va Inzari che prova ad appoggiarsi da Giordano in mezzo a due, l'anticipo perfetto di Saladino che poi con la suola esce molto bene qui. Saladino si appoggia, l'anticipo invece dall'altra parte di Guadagnino che fa una poggiata con la suola, replicare proprio il collega dall'altra parte, la scivolata. Chiede comunque scusa
dalla mano, però non accetta più Guadagnino. Quindi calcio di punizione con il Cassataro che batte come sempre tutti i calci piazzati, va sempre molto lungo, mancano 3 minuti, poi un recupero che però ancora non sappiamo di quanto sarà. Scambiano i due, Cassataro va sul mancino, può cercare la porta, vediamo, cerca infatti una conclusione da fuori, sconnessa, però palla che termina fuori con Messina che poi batte rapidamente alle parti di Scarcella, poi ganci, Felice, Baglione, per lui tutti i minuti in campo, ci aspettavamo forse un cambio a farlo rifiatare, ma non per il tecnico, il dribbling, Caravello, guarda la porta, Caravello cerca la conclusione, poi la respinta da parte di Vitale che poi va in presa su Priolo che riesce comunque a calciare, ma trova soltanto l'esterno della rete, ma grande azione da parte di Caravello che da quando è entrato sta dando veramente tanto fastidio alla difesa avversaria, che però è molto spaldata. Una buona giocata con il piede forte, il destro, tentativo potente, respinto da Vitale. Minuto 68, mancano 1 minuto e 40 secondi alla fine della partita. Poi, ripeto, ci sarà comunque un recupero. Felice. Academy Palermo Calcio che va vicinissima al 9° punto del proprio campionato, frutto di 3 vittorie con questa. Tanto Priolo lotta, cercava di trovare questo pallone, viene lontanato, poi non ci arriva Fardella, dunque pallone in rimessa laterale sempre per l'Academy del Palermo Calcio, dunque mancano 1 minuto, soltanto un giro dell'orologio, poi recupero, Puleo, le finte, prova ad entrare sul sinistro, non riesce, poi sì, un rimpallo, si ferma, va sul sinistro, ancora Puleo, si apparecchia la conclusione e calcia, Vitale respinge, poi c'è Priolo che cerca la porta, posizione molto complicata, lui comunque non aveva impattata male sicuramente, però troppo sull'esterno, infatti finisce il pallone di Torino in rimessa laterale. Giordano la controlla, prova una giocata di prestigio, allunga Cassataro direttamente da Scarcella. Ganci, Puleo si abbassa molto per ricevere il pallone nonostante la posizione lì davanti, poi lotta Ganci, davvero capitano, poi con l'esterno cerca l'inserimento, Lotti capisce tutto, infatti anticipa, poi Fardella si complica la vita, Saladino, minuto 70 adesso, 4 minuti di recupero, Puleo prova l'anticipo, riesce con il fisico ad avere la meglio, poi Ganci allarga il gioco delle parti di Priolo che potrebbe attaccare, la controlla forse con un braccio ma tutto regolare, poi crossa in mezzo e allontana invece in anticipo Antonino D'Alessandro che ha fatto una buona chiusura. Ci sta vicino a lui comunque anche Manitta che stava per raddoppiare, lui comunque ha cercato di spazzare il pallone nel tentativo di non sbagliare. Nel frattempo rimessa a terra battuta velocemente con Felice che ha anche messo un rimpallo, poi subisce un brutto fallo, calcio di punizione, chiede subito scusa. Una grande partita per Felice che sta giocando molto bene su questa fascia sinistra, lui lo scorso anno invece giocava come centrale, il nuovo ruolo sta facendo bene perché anche in fase offensiva comunque si fa vedere, forse non con tanta costanza ma con qualità comunque. Nel frattempo sarà calcio di punizione, va sempre lo stesso giocatore su tutti i calci piazzati, si chiama Giuseppe Baglione che da quella distanza ha preso un incrocio dei pali in precedenza, sicuramente calcerà di nuovo, vediamo. Baglione cerca infatti la porta, questa volta respinge con i pugni Vitale, un po' più bassa, anzi si tratta di Ganci, non di Baglione, dunque chiedo scusa. Ecco Baglione infatti la controlla 2 volte, 3 volte, poi il sombrero prova a rientrare, viene fermato da Cassataro che con una roulette esce fuori, buona qui la sua giocata con la punta, adesso Di Fede ha lo spazio, prova ad autolanciarsi, viene fermato però dall'ottimo intervento difensivo da parte di Scarcella, poi Saladino si appoggia, Messina, Felice, Baglione col mancino trova la fascia sinistra scoperta con Caravello che però si
allunga questo pallone, minuto 72 di gioco, mancano 2 minuti, poi sarà fine match. Cassataro allunga questa sfera con Scarcella che la controlla dalle parti di Felice. Ancora Scarcella, Saladino, c'è largo Cicuta che infatti riceve il pallone adesso allo spazio, il 14 viene inseguito da Fardella, ma lui ha una grande falcata. Ecco Cicuta che sbaglia il tocco, però troppo prevedibile, anche infatti come accennato dal mister. Poi Difed si gira Ganci, commette fallo. Sarà una delle ultimissime occasioni della partita, perché siamo arrivati al minuto 73 di gioco, mancano 60 secondi, poi triplice fischio e l'Academy Palermo Calcio può tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Trapani, ma bisogna poi rimanere sempre con i piedi per terra, perché la prossima partita sarà fondamentale contro il Team Calcio, anche per dire la propria per la classifica. Intanto conclusione da fuori tentata con Messina che in 2 tempi blocca il giro strano da parte di Guadagnino, che l'ha colpita l'interno collo, ma forse un po' con l'esterno in realtà, perché ha fatto un giro un po' a uscire questa palla. Infatti Messina è stato anche messo un po' in difficoltà, anche chiaramente dal sole, ma si è salvato. Cicuta, Saladino, pressione di Giordano, pallone alto, viene cercato Cascio che sta giocando lui come attaccante, dunque non ne Puleo alla fine. Gli ultimi 5 minuti infatti questo cambio, anche per forse dare maggiore fisicità a centrocampo. Adesso siamo arrivati anche al 74esimo, Cicuta è scivolata, guadagna il pallone, ma va bene così, finisce la partita. Vittoria per l'Academy Palermo Calcio con il risultato di 6-0, una partita netta, vittoria per mister Davide Santalucia, che sale quindi a quota 9 punti di classifica e che con i 6 gol di oggi arriva a quota 13 per quanto riguarda i gol fatti, aumentando anche questo specifico dato. Noi vi ringraziamo, qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, alla prossima.